Buonasera amici di FPS, benvenuti a Pillole di Sessa. Questa è la seconda puntata della nostra trasmissione dedicata al calciomercato. Qui Aldo Sessa per voi, che vi terrà compagnia per parlare di mercato, parlare del mercato del Palermo, del Messina e del Catania. Tantissimi oggi gli argomenti, quindi andiamo veramente molto spediti. Vi ricordo di mettere mi piace alla pagina di Sportisili qui su Facebook, ma naturalmente anche di seguire i nostri canali YouTube, il nostro canale Instagram e quello di Twitter. E naturalmente, prima di ogni altra cosa, seguiteci sul nostro sito www.sportisili.it, dove potrete rimanere sempre aggiornati. Come vi accennavo prima, tantissime sono le nostre notizie su quello che dovremo concentrarci, perché oggi è stata una giornata veramente calda e carica da tutti e tre i fronti, sia quello Palermo, sia quello Messina che quello Catania. Quindi partiamo subito. Vi invito naturalmente a commentare sulla nostra pagina Facebook e anche sulla nostra diretta YouTube, e partiamo subito con il Palermo, perché c'è un'ultima ora che era in realtà già un po' anticipata da qualche giorno, ma sicuramente un'ultima ora molto importante, perché è stato ufficializzato l'arrivo di Samuele Damiani. Samuele Damiani è un centrocampista proveniente dall'Empoli, già arrivato a gennaio dello scorso anno, della scorsa stagione, con l'arrivo appunto di Baldini. Damiani arriva a titolo definitivo con un contratto di 4 anni con la possibilità di rimanere appunto a Palermo fino al 2026. Un acquisto importante, ricordiamolo: 21 presenze per lui, un gol e 2 assist. È sicuramente un profilo che, pur essendo molto giovane, ha già grande esperienza, ha avuto grande esperienza in Serie C e ha già vinto un campionato di Serie B con l'Empoli. Quindi un Damiani certamente che tornerà utile alla causa del Palermo qui in Serie B. Il Palermo naturalmente è al centro del dibattito anche per quanto riguarda il mercato degli attaccanti. Abbiamo più volte ripetuto anche la scorsa settimana come siano calde le tematiche relative a l'attacco del Palermo, soprattutto concentrandosi su Brunori, ma naturalmente tanto è stato fatto anche per quanto riguarda le varie alternative ed eventuali alternative che ci saranno per Brunori. Intanto, piccolo spunto: naturalmente Brunori è una trattativa ancora in divenire, sicuramente molto passerà dai prossimi giorni in cui il DS Castagnini verrà a Milano per trattare l'attaccante. In questo momento le parti stanno continuando a trattare l'accordo che sembrava esserci a 3 milioni e mezzo più bonus. In questo momento sembra naturalmente ancora in corso. Insomma, la trattativa è sicuramente in divenire. Tra i nomi, come potete vedere in grafica, alternativi eventualmente a Brunori, c'è sicuramente Andrea Lamantia, un profilo interessante con già grande esperienza in Serie B, in questo momento proprietà dell'Empoli. Empoli che lo ha già avuto sia nel campionato di Serie B che nel campionato di Serie A, l'ultimo dei quali non è stato particolarmente brillante per Lamantia, ma come dicevamo è un profilo di assoluta esperienza per quanto riguarda la categoria e la Serie B. La Mantia è uno però dei nomi che il Palermo sta seguendo. Come avevamo anticipato anche sul nostro sito, c'è stato un tentativo di sondaggio per l'Agumina con la Sampdoria, e notizie delle ultime ore invece darebbero vicino un altro profilo come quello di Alexis Ferrante. Ferrante è un attaccante di scuola Roma, che ha lungamente girovagato in Italia, è di proprietà della Ternana. Nell'ultima stagione ha giocato a Foggia, ha sicuramente beneficiato del gioco di Zenek Zeman, andando incontro a quella che è stata sicuramente la sua migliore stagione
in Serie C con 13 gol e un assist in circa 30 partite di campionato. Il profilo è interessante, è seguito ancora dal Foggia, la sua ex squadra, che tra l'altro aveva un diritto di riscatto sul giocatore, diritto di riscatto che non è stato assolutamente esercitato dal Foggia, e proprio in questa situazione di stallo si potrebbe inserire il Palermo. Attenzione naturalmente a pensare che siano possibili solo sostituti di Brunori, potrebbero anche esserci naturalmente ulteriori uscite nell'attacco del Palermo, ma questa sarà una valutazione che si farà nei prossimi giorni. Come detto, Alexis Ferrante e Lamattia sono dei nomi caldi per l'attacco, ma in queste ore non si sta trattando solo su questo aspetto. Naturalmente ci sono tanti ruoli che il Palermo sta cercando di potenziare in queste settimane. Uno di questi è la porta. Come l'altra volta ricordavamo, c'è un interesse vivo per Antonio Donnarumma, che però in mattinata ha rilasciato un'intervista a dei colleghi di Padova e di fatto ha un pochino stemperato quelli che erano gli entusiasmi di parte dell'ambiente rosanero, che vedeva in Donnarumma un portiere d'esperienza per il campionato cadetto. Donnarumma in questa intervista ha detto che la sua priorità sarebbe quella di rimanere a Padova, di cercare un accordo con la società padavina, con i biancoscudati, ma contemporaneamente ha anche affermato che non ci sono stati dei contatti con il Palermo. Questo cosa potrebbe significare? Naturalmente dal punto di vista di Donnarumma, certamente una volontà di trovare sicuramente un accordo col Padova, ma sappiamo anche come le sirene della Serie B potrebbero attirare il giocatore. Diciamo che in questo momento un'eventuale trattativa è in stand-by e proprio per questo il Palermo starebbe cercando di cautelarsi con altri profili. Come vedete in grafica è quello di Mirko Pigliacelli, portiere d'esperienza attualmente al Craiova, ma anche in questo caso grande esperienza in Serie B, anche a Trapani, quindi già il portiere ha già conosciuto la Sicilia. In questo momento Pigliacelli gioca appunto al Craiova e all'estero già da un anno, ma potrebbe rientrare in Italia in un progetto molto importante. Questi nomi, come tanti altri, sono sicuramente in fase di aggiornamento e sono certamente delle trattative che si potrebbero sviluppare nei prossimi giorni, quando, ricordiamo, comincerà il ritiro del Palermo. Non solo mercato in entrate in casa rosanero, anche mercato in uscite. A tenere banco in questi giorni è sicuramente il nome di Gregorio Luperini. Gregorio Luperini in questa fase sta mettendo un po' d'ansia, possiamo dire così, al Palermo. È un giocatore con contratto in scadenza 2023, è comunque un giocatore molto importante, lo si è visto in questa stagione con l'arrivo di Silvio Barlini. In questo momento il Palermo vorrebbe blindare il calciatore, ma attenzione alle sirene che potrebbero arrivare dalle squadre di Serie B, su tutte Brescia, Venezia e, come detto qualche giorno fa, anche il Perugia. Naturalmente è una situazione da monitorare. Dobbiamo anche dire che il Palermo sta continuando a lavorare per quanto riguarda i rinnovi che potrebbero essere già arrivati o comunque essere concretizzati a breve termine. Rinnovo che potrebbe coinvolgere i difensori Marconi e notizia delle ultime ore anche probabilmente Lancini. Questa naturalmente però è ancora da valutare, e poi Valente e come abbiamo detto anche la bandiera Accardi. Questi sono tutti nomi che sono al vaglio della società, ma che dovrebbero essere ufficializzati verosimilmente nel giorno dell'inizio del ritiro.
Questo è quello che in questo momento ci prospetta il mondo del Palermo, ma adesso facciamo un salto verso la città dello Stretto, verso Messina, perché ci sono anche lì importanti novità per quanto riguarda l'organizzazione societaria e la nuova rosa che dovrà partecipare al campionato di Serie C. Sicuramente in questo momento la notizia centrale è stata la conferma dell'arrivo di Gaetano Oteri sulla panchina dei Peloritani, che già si è messo all'opera con il direttore sportivo Pitino per costruire la squadra del prossimo anno. Notizie delle ultime ore, così come anche confermato da colleghi di Messina della Gazzetta del Sud, parlano di colloqui già in corso tra Auteri e alcuni membri centrali della rosa dello scorso anno. Tra questi ci sono sicuramente giocatori come Fofana, come Fazzi e altri profili che in questo momento però potrebbero anche essere messi in discussione da una strategia proprio della società che vedrebbe in qualche maniera un sacrificio dei giocatori di maggiore esperienza a vantaggio dei giovani. Sappiamo che le rose della Serie C sono composte da giocatori over ed under 23, con questi under 23 che se schierati per un tot di minuti a gara garantirebbero degli incassi dal punto di vista della Lega Pro. Quindi il Messina starebbe valutando attentamente come costruire la rosa ed eventualmente come anche costruire la squadra anche in funzione di questo aspetto. E in questo senso un profilo interessante era quello di Pio Vaccari, il cui procuratore ha rilasciato un'intervista al nostro sito, ai nostri microfoni, di fatto confermando quanto già si sapeva, il fatto del forte legame che insiste tra il giocatore e la piazza peloritana. In questo momento si sta valutando se confermare o meno Pio Vaccari, ma contemporaneamente si sta vagliando un profilo come quello di Citro, che ha già esperienza in Serie C e che ha giocato nell'ultima stagione a Bari e che potrebbe ulteriormente rinforzare quello che è l'attacco del Messina. Non solo questo, stanno valutando anche alcuni elementi dal punto di vista della difesa. Uno su tutti potrebbe essere il palermitano Silvestri, che è in rotta con l'Avellino, di cui è stato tra l'altro grande protagonista, anche scontrandosi con quello che era delle volte anche la piazza palermitana, in un derby a distanza, e potrebbe appunto rientrare in Sicilia con una trattativa che potrebbe essere adesso riportare il ragazzo proprio in terra sicura. Tra questi dobbiamo anche ricordare che il centrocampo del Messina, diciamo, accennavamo prima, potrebbe essere quello più a rischio, diciamo, di essere rivoluzionato, ma attenzione, perché ci sono diversi giocatori del Messina che interessano anche in Serie C, quindi veramente bisogna tenere gli occhi aperti sul calciomercato del Messina, perché potrebbe riservare anche delle importanti sorprese. Leggiamo qualche messaggio prima di spostarci sul fronte Catania. Ci chiedono, sai dirci quando ci sarà il derby Catania-Cireale? Chiedo per un amico. Io suppongo che questo sia un tifoso palermitano, però a parte gli scherzi, il campionato di Serie D comincerà molto più tardi, quindi anche lo sviluppo dei calendari sarà più avanti rispetto a quello che già è per esempio previsto in Serie B, così come anche in Serie C, ma naturalmente
è sicuramente una serie ricca di squadre siciliane che noi sportivi certamente seguiremo. Ci segnalano problemi sulla diretta, ci scusiamo preventivamente per questo. Giovanni Farone ci chiede commenta su Donnarumma, sarebbe un ottimo colpo, ma se non è motivato stia lì. Naturalmente vedremo come evolverà, come diciamo prima, questa situazione. Di certo c'è che il Palermo vuole prendere un profilo di spessore per quanto riguarda la porta, e quindi un profilo come Donnarumma, che attualmente è svincolato, potrebbe essere sicuramente molto molto interessante. Sempre Giovanni Farone ci chiede quali obiettivi ha questa nuova proprietà del Catania. Ha parlato di Serie B in 3 anni, anticipa un pochino quello che sarà la tematica adesso che andremo ad affrontare. Certamente il gruppo di Ros Pelligra ha promesso di riportare il Catania nel calcio che conta. È notizia praticamente delle ultime ore quella di una firma per la fondazione della squadra che avverrà la settimana prossima, quindi certamente c'è la volontà di costruire una squadra che possa ritornare quantomeno e il più velocemente possibile in Serie C, perché sappiamo bene quanto difficile sia la Serie D e rimanere in una categoria come quella di Serie D. E naturalmente una società ambiziosa che nasce da poco ha come modello quelle che ultimamente hanno fatto i salti dalla Serie D verso la Serie B, come il Bari, come la Ternana, come lo stesso Palermo, che evidentemente hanno mostrato come ci possono essere anche delle difficoltà nella realizzazione di progetti che sulla carta hanno un'idea ben definita, ma che poi all'atto pratico è più complicato da sviluppare. Qua qualcuno ricorda il derby tra Palermo e Acireale dell'ultima stagione di Serie D. Certamente, diciamo, ci sarà una forte, come diciamo prima, una forte presenza siciliana, quindi sarà anche modo per i tifosi di queste squadre di seguire molto più facilmente questi derby. Passiamo quindi al Catania che, come vi dicevo prima, è ormai prossima alla richiesta di presentazione della domanda alla partecipazione alla Serie D 2022-2023 in sovrannumero. Questa naturalmente sarà poi una decisione della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC se accettare o meno la richiesta, ma sembra veramente una formalità da questo punto di vista. Una società che, come abbiamo detto anche la volta scorsa, sta realizzando sta cominciando a costruire quello che è il proprio organigramma societario. Sappiamo che Ros Pelligra, come diciamo prima, è un progetto ambizioso, si è già circondato di personaggi che conoscono il mondo del calcio italiano e tra questi, oltre Vince Grella e Marco Bresciano, che saranno un po' consiglieri di Pelligra in questo percorso, sembra che si stia delineando un assetto societario con uomini che hanno anche una grande esperienza nelle categorie superiori. Uno su tutti è Alessandro Zarbano, ex Genoa, a lungo tempo nell'organigramma societario del Genoa di Preziosi, che dovrebbe ricoprire quella che è la carica di amministratore delegato. Più dubbi ci sono in questo momento sicuramente sulle questioni del DS, con Morello che sembra in netto vantaggio comunque sulla figura di Simone Di Battista, ex Borgosesia, Fiorenzuola e Piacenza, mentre in questo momento per la panchina si parla di Luigi Panarelli come possibile allenatore. Un organigramma che dovrebbe appunto costruire nel più breve tempo possibile una rosa per partire per il campionato di Serie D, e tra questi certamente ci sono vari colpi che si prospettano all'orizzonte, soprattutto in attacco. Quelli che vedete qui in grafica sono quelli di Vutai e Paponi, due profili che per motivi diversi sono molto interessanti per quanto riguarda la Serie D. Vutai in questo momento a Novara, dove ha ottenuto la promozione, è stato autore di ben 35 reti
nel campionato di Serie D appena concluso, è un attaccante molto forte che ha nelle sue caratteristiche, insomma, quello di essere una punta assolutamente vecchio stampo, ma che sappia cogliere veramente tutte le occasioni, tutte le palle che arrivano in area di rigore, quindi è un giocatore veramente molto interessante. Sarebbe un giocatore molto interessante per il Catania, ma sembra in questo momento che vorrebbe giocarsi le sue chance tra i professionisti e quindi rimanere a Novara o, perché no, cambiare area, ma rimanere comunque in terza serie. Dipenderà anche in questo caso dalla volontà del Catania ed eventualmente dalla volontà del giocatore di scendere di categoria in un progetto importante. Contemporaneamente un profilo di esperienza come Paponi attualmente al Bari è uno di quelli, come potrei dire, alla Sporzini a Palermo, un giocatore di grandissima esperienza con un pedigree di alto calcio, perché ha giocato in Serie A e in Serie B, e che darebbe la possibilità di avere un attaccante di assoluta esperienza appunto per il Catania eventualmente in Serie D. Due profili che si stanno vagliando insieme a tanti altri, ma non dimentichiamo che il Catania potrebbe attingere ancora a quelli che sono alcuni giocatori che fino a poco tempo fa vestivano la casacca rosso-blu. Tra questi si vocifera di un avvicinamento ancora per Andrea Russotto e Mariano Isco, due giocatori che per motivi diversi hanno fatto un po' la storia recente e passata del Catania. Andrea Russotto di fatto è un giocatore che dal 2015 orbita diciamo, intorno a Catania, tranne alcune parentesi alla Cavese e alla San Benedettese, mentre parliamo di Mariano Isco, parliamo di un giocatore che ha veramente fatto la storia dei rossazzurri con tantissimi anni, gli anni d'oro del Catania in Serie A dell'ultimo ventennio, con 200 addirittura 80 partite col Catania, quindi parliamo sicuramente di una vera e propria bandiera della società rossoazzurra, che è anche lui vicino che è vicino ai 40 anni e che potrebbe decidere essenzialmente di chiudere la carriera a Catania e perché no, riportarla dove il percorso si è interrotto fino a pochi mesi fa, quella Serie C che ha visto escluso il Catania essenzialmente a due partite dalla fine del torneo. Vediamo se ci sono ulteriormente messaggi per la nostra trasmissione. In questo momento non ci sono altri aggiornamenti e allora a questo punto vi saluto, chiudiamo qui questa seconda puntata di pillole di Sessa. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di seguire il nostro sito per avere tutti gli aggiornamenti www.sportisili.it e di seguire tutti i nostri canali social da Facebook a YouTube fino ad arrivare ad Instagram e Twitter. Ci rivediamo martedì sempre alle ore 18, non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima puntata.